Capeggiate da lei a manifestare a Venezia anche il popolo delle mamme, preoccupate sostengono anche per i disagi psicologici creati ai loro figli. Che a settembre apra a tempo pieno, come deve essere, assolutamente. E questo ci vuole, investire dei soldi nella scuola e non solo nel calcio, nel campionato, che deve ripartire il campionato di calcio. La scuola ha bisogno di soldi, ha bisogno di insegnanti, ha bisogno di spazi. Che facevo l'artigiano. Lavoravo il vetro, decoravo maschere, facevo un po' di tutto, costruivo qualsiasi cosa. Tra i numeri uno a Venezia. Il signore era che bravo. Io invece ho un bar con 4 dipendenti a casa in cassa integrazione che percepiscono il 55% dello stipendio, non so come faranno anche loro, oltre a noi partita IVA che purtroppo lo Stato sembrerebbe che chi denuncia 30.000 lordi all'anno adesso non percepirà niente né aprile né maggio. Il governo sta dando delle risposte in ritardo, molto in ritardo, e ci sono delle persone, forse io no, ma non ancora, ma ci sono delle persone che veramente non sanno dove andare a prendere i soldi per dar da mangiare ai loro figli. Hanno promesso che arrivavano dei soldi e non sono arrivati. I 600 euro, giustamente, di cui ringraziamo, ma sono veramente pochi per una famiglia di 5-4 persone. I miei dipendenti devono ancora ricevere €1 di cassa integrazione. Che cosa suoni nell'orchestra? Io sassofono, fisarmonica, tastiere, dopo anche gli altri miei colleghi fanno questo lavoro, perciò siamo rovinati, siamo esausti. Questo dobbiamo avere noi per ripartire. Aiuti a fondo perduto. Conte, stiamo aspettando questo, altrimenti succederà qualcosa di più grave, perché qua la piazza si sta movimentando. Anche se volessimo riaprire, la gente avrà paura e sarà difficile ripartire. Io ho un locale che ha 60 anni nel 2021, 4 generazioni e tutto è finito in un momento.